Beh sì, gara molto equilibrata, comunque tra noi e loro diciamo un piccolo distacco di 4-5 punti se non ricordo male. Beh sì, all'ultimo, soprattutto gli ultimi 10 minuti potevamo vincerla come potevamo perderla sull'1-1. Eravamo molto distanti e a mio avviso meritavamo i 3 punti soprattutto per le occasioni, per le tante occasioni che abbiamo avuto. Purtroppo quest'anno è un'annata un po' particolare, siamo un po' sfortunati, ma va benissimo così comunque. Condanna. No, no, condanna no, diciamo finché la matematica non ci condanna, come si dice così, noi ce la giochiamo sempre. A mio avviso su tante partite abbiamo dato del filo da torcere a molte squadre, come oggi comunque l'Italia gran bella squadra, ma ce la giochiamo con tutte. E sì, diciamo Chinagli colonna portante della squadra, oggi grande assenza, ma siamo concentrati per la prossima partita. Del gruppo. No, no, esperienza positivissima, sì, diciamo il calendario è un po', come si dice, un po' in salita, però cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Siamo partiti con una squadra, molti giocatori poi non sono più venuti e nel corso della stagione sono venuti ragazzi nuovi, molto bravi anche, speriamo che il prossimo anno facciano sempre parte di questo gruppo e continuiamo così. Ma comunque no, rammarico no, stagione, certo, diciamo la retrocessione non è una cosa positiva, però come detto in precedenza cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Grazie e complimenti a Tiziano Niente, Negro del arrivederci. gruppo Prodotti Immobiliare.